Saranno pure 2500 anni, ma diciamo la verità, Napoli ha conservato la sua identità, la sua struttura viaria. C'è modo e modo di invecchiare. I tracciati delle sue strade, la ricchezza dei suoi edifici conferiscono al sito un valore universale senza uguali. Sono le parole della targa UNESCO, quella apposta a Piazza del Gesù, che include l'intero centro storico di Napoli nel patrimonio mondiale dell'umanità. Per qualche misterioso motivo, perché Napoli è più incline alla trasgressione che alla conservazione, Napoli è l'unica grande città al mondo che ha conservato la pianta di fondazione, la pianta epodamea, quella a cardine e decumani. E lo dico con grande orgoglio perché neppure la madrepatria, nemmeno Atene c'è riuscita, Napoli c'è riuscita. E qui siamo in un luogo simbolico perché siamo in un incrocio straordinario. Alle mie spalle Vico Limoncello e qui c'è Via dell'Anticaglia e qui gli archi che sostengono la cavea del Teatro Romano e qui Vico Cinquesanti, quello che conduce poi al Foro Romano. Siamo esattamente in uno degli incroci dell'antica Neapolis.